Allora, intanto vi ringrazio di essere presenti. È per la prima volta che faccio una conferenza stampa per comunicare il programma della nostra Proloco e quest'anno ho deciso di fare la conferenza stampa per dare un valore in più anche a tutto il lavoro che viene fatto dai volontari e dai soci volontari, perché è giusto che siano gratificati anche con questa pubblicità. Il nostro impegno è sempre stato alla massima espressione e direi da quando la Proloco è nata, perché abbiamo 57 anni, compiuti ancora in marzo. E faccio questa conferenza stampa all'interno della sala consigliare, che è la sala del governo del comune di Portoviro, e insieme al sindaco Mario Montalbano e all'assessore Cinzia Braghin, che ringrazio naturalmente per l'ospitalità, e questo va anche a significare l'attenzione che l'amministrazione ha nei nostri confronti, ma anche l'impegno della nostra Proloco, che è sempre stato quello della massima collaborazione con l'amministrazione comunale di qualsiasi colore o espressione possa essere, perché ritengo che sia Proloco che comune, amministrazione comunale, sebbene siano enti completamente distinti e separati tra di loro, abbiano comunque come obiettivo quello di fare il bene comune del proprio territorio, e per questo noi ci sentiamo molto legati all'amministrazione comunale. Questa è un'amministrazione nuova, quindi ci auguriamo che la collaborazione sia proficua anche con i nuovi amministratori, e per quest'anno abbiamo una programmazione piuttosto importante che vado subito ad elencare e che comincia già con il fine settimana, perché abbiamo dedicato la giusta attenzione alla festa della musica, che è una festa che si fa non solo a Portoviro, ma si fa in tutta Italia e anche in tutta Europa, e quindi un'attenzione che abbiamo voluto dare in particolare alle espressioni agli artisti del nostro territorio, e quindi anche in questo caso valorizzare quelle che sono le potenzialità. E non a caso uno degli artisti presenti è proprio qui tra di voi, ed è Giovanni Ignan, e poi avremo presenti anche un altro gruppo composto da giovani di Portoviro, e un concerto con la nostra banda musicale, che è una delle grandi associazioni che ci sono a Portoviro. E poi inizieremo la nostra lunga estate con la programmazione di Salenti a Salmarti, che inizierà il 1° luglio, quindi ogni martedì dal 1° luglio fino al 5 di agosto, ma avremo un'anteprima già il 24 giugno, quando dedicheremo uno spazio all'Università Popolare di Portoviro, che ha programmato all'interno dei suoi studi, anzi al termine del percorso di studi, una rappresentazione teatrale che riguarda donne importanti del nostro territorio. La prima rappresentazione è stata fatta a conclusione dell'anno accademico in Sala Eracle, e noi la ospitiamo in Piazza Marconi il 24 di giugno, sempre martedì, per cui è proprio l'anteprima dei martedì che dopo inizieranno il 1° di luglio. Negli eventi in programma durante il martedì abbiamo dedicato spazio alla musica, al ballo, ai giochi per i bambini. Una novità della nostra programmazione è anche il cinema per ragazzi, che faremo nella tensostruttura che abbiamo in gestione dietro la scuola elementare, e poi gli appuntamenti tradizionali con il raduno delle Vespe e il raduno notturno. Anche nello spazio dei martedì ovviamente ci sarà risalto per le nostre associazioni, e quindi sia le associazioni di ballo che le nostre palestre, che le varie espressioni locali delle varie attività.
E un ringraziamento particolare lo vorrei fare ai commercianti di Via Roma che ci aiutano a sostenere i costi della programmazione del martedì. A loro va il nostro ringraziamento più profondo, proprio perché si tratta di una collaborazione anche in questo senso con le realtà locali, proprio per dare lustro a quello che stiamo facendo per il Paese. E certamente non viene fatto solo ed esclusivamente per la zona di Donata, ma quando si parla del martedì si parla di Porto Viro e non certamente solo di Donata. Finita il 5 di agosto avremo appunto il termine del martedì e poi il 12 di agosto inizieremo la nostra sagra tradizionale d'agosto donadese, che è l'attività che in un certo senso è quello che è data là alla costituzione della nostra Proloco 57 anni fa. Infatti una delle prime attività è stata proprio quella di far coincidere la festa all'ora dell'emigrante con la festività del compatrono della parrocchia, San Francesco da Paola, e quindi quella è una festa che è nata appunto un connubio tra la religione e la festività religiosa e la festività sociale. Quest'anno la durata dell'agosto donadese va dal 12 al 15 agosto, ci saranno 4 serate dedicate alla musica, ma sarà presente anche il nostro stand gastronomico che si occupa naturalmente, che vuole proporre i piatti della tradizione polesana. E vorrei ricordare che la nostra sagra, agosto donadese, è una sagra di qualità ed è l'unica della provincia di Rovigo. Il marchio sagra di qualità è un marchio che Umpli nazionale assegna alle Proloco che maggiormente si distinguono nell'ambito appunto della promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. E quindi noi siamo particolarmente orgogliosi di aver ricevuto questo importante riconoscimento che ci è stato assegnato ormai 3 anni fa presso il Senato della Repubblica. Quindi questi 4 giorni, in concomitanza della festività del compatrono, avremo comunque una festa a livello di parrocchia e appunto la nostra estate si così articola in tutte queste serate che, considerando anche la festa della musica e l'anteprima, arrivano complessivamente a 14 serate. Quindi un grande impegno per i nostri primeri volontari e per i soci, tante opportunità ovviamente per la cittadinanza, ma anche per i visitatori dei comuni limitrofi di partecipare agli eventi che proponiamo, con l'augurio ovviamente che trovino all'interno di queste serate un momento di serenità e di socialità, che è la cosa principale ovviamente che ci auguriamo per tutti loro e anche per i tanti giovani che frequentano le serate. Come Proloco avremo un ulteriore momento per la promozione di quello che facciamo, l'1, il 2 e il 3 agosto a Rosolina Mare, nell'ambito della rassegna provinciale che viene fatta con il Comitato Umpli Rovigo e che si chiama Sapore in Piazza. Anche lì, come gli altri anni, avremo la possibilità di proporre alcuni dei nostri piatti dello stand gastronomico ed è un momento che, oltre a rappresentare naturalmente un incontro di tante Proloco, offre ai visitatori e naturalmente ai turisti che ci sono a Rosolina Mare l'opportunità di assaggiare i nostri prodotti locali coniugati nelle varie specialità offerte dalle Proloco. Quindi ecco un impegno importante e fin da ora ovviamente ringrazio tutti i soci e volontari che saranno di supporto in queste serate. Ovviamente il ringraziamento va anche all'amministrazione comunale, perché in ogni caso noi abbiamo il supporto sia come alcuni mezzi che ci vengono forniti, ma anche come presenza di forze dell'ordine
che appunto vigileranno su quelle che sono le nostre attività, e quindi il mio ringraziamento particolare va all'amministrazione comunale, con la quale, come già detto, noi ci auguriamo sempre venga mantenuto una grande collaborazione e un grande rispetto reciproco che ci deve essere tra due enti che si occupano del territorio. E quindi io passerei anche la parola agli amministratori e al sindaco. Penso che ci sia solo da fare tantissimi complimenti alla Proloco di Granada, perché lavorano ininterrottamente per programmare queste serate stupende, sempre più lunghe, sempre più lunghe, e quindi naturalmente ci sarà sicuramente la nostra collaborazione con Comune come amministrazione. Sono contentissima di lavorare con Antonella e con la Proloco. L'ho sempre fatto anche nei tempi passati e abbiamo sempre lavorato molto molto bene, quindi non penso ci siano assolutamente problemi, e se c'è qualsiasi cosa che loro abbiano bisogno noi ci siamo, quindi a disposizione sempre. E passo la parola al sindaco. Grazie Cinzia. Niente, cosa dire, la Proloco di Granada è una delle tante associazioni che penso che sia quella che naturalmente si esprime dei migliori modi. Il programma, come avete sentito, è abbastanza nutrito, e quindi bisogna dare i complimenti al Presidente e a tutti i suoi direttivi della Proloco, perché effettivamente non è facile fare Proloco in questi tempi qua. Non è facile avere volontari, non è facile avere dei buoni rapporti anche con le altre, soprattutto mantenere con l'associazione commercianti di Via Roma, è un'associazione, un gruppo quindi soddisfare i commercianti è abbastanza difficile, il Presidente ne può dare, però quando c'è la collaborazione giusta tutti si esprimono al massimo e viene fuori veramente una bella armonia. La Via Roma in quei giorni lì è veramente bellissima, ma come dice la nostra Presidente, non è Via Roma o Donale, è tutta Portoviejo che splende, perché il Proloco lavora per tutto il territorio, quindi quando sarà che verranno chiamate tutte le altre associazioni palestre di tutto il territorio, quindi è un insieme, è Portoviejo che si muove in quella località lì, va bene, però è Portoviejo che si esprime nei migliori modi, perché vedere la gente in piazza, vedere tutta Via Roma piena che socializza è una cosa meravigliosa, quindi io vi invito tutti a essere presenti sia i martedì in piazza ma anche durante l'agosto donatese, perché le tradizioni vanno mantenute, le belle cose, le nostre radici non dobbiamo dimenticarle. Quindi grazie a tutti i volontari che daranno una mano alla Proloco, ma anche a tutti gli altri volontari e tutte le altre associazioni, ne abbiamo tantissime a Portoviejo e l'amministrazione comunale ha intenzione di aiutarle e stimolarle in qualsiasi maniera, perché noi siamo aperti al volontariato, che ormai se non ci fosse il volontariato sarebbero veramente disperati. No. Mi corre l'obbligo adesso in questo momento qua di ringraziare la protezione civile, perché c'è una mini emergenza a causa di questa forte pioggia che sta cadendo, che sono in giro per controllare il nostro territorio, quindi ringrazio la protezione civile e la polizia locale che si va a fare anche in questo momento qua, in questo frangente. Quindi la comunità penso che appoggia completamente queste organizzazioni di volontari che sono la base del nostro tessuto sociale. Quindi grazie Antonella, grazie ai tuoi volontari, e vi aspettiamo tutti venerdì prima sera, la prima serata con il complesso di Giovanniano. Quindi venite tutti venerdì, e poi a seguire sabato con la nostra banda, domenica con un altro cantautore locale. E quindi venite, vi aspettiamo, Portoviejo splenderà in quei giorni e se ci sarete noi saremo molto contenti. Io chiudo sempre con la mia famosa frase: viva comunque sempre Portoviejo. E io ringrazio ancora il sindaco per l'ospitalità nella sede della sala consigliare e l'assessore Cinzia Braghin, e ringraziamento ancora ai volontari che saranno, che
che saranno uniti a me nella programmazione estiva, nella lunga programmazione estiva. Speriamo di resistere tutti, di essere forti. Un ringraziamento ancora ai commercianti e naturalmente ai vari sponsor che ci supportano. Grazie mille a tutti, il lavoro di squadra serve appunto a rendere grande il paese e tutti naturalmente. E grazie a voi per aver partecipato. Grazie. Grazie. Volevo chiedere una cosa, l'appuntamento con i complessi è alle 21 ad Onada? Sì, C'è il 21:30. 21:30, c'è il palco allestito? sì. Ho capito. Domani lo smonteranno, benefici sanitari. Sì, ma detto. Posso chiedermi una foto? Sì. Barbara